Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo concluso un ciclo di catechesi sulla Chiesa. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto fare questo cammino riscoprendo la bellezza e la responsabilità di appartenere alla Chiesa, di essere Chiesa, tutti noi. Adesso iniziamo una nuova tappa, un nuovo ciclo e il tema sarà la famiglia, che si inserisce in questo tempo intermedio tra due assemblee del Sinodo dedicate a questa realtà così importante. Perciò, prima di entrare nel percorso su diversi aspetti della vita familiare, oggi desidero ripartire proprio dall'assemblea sinodale dello scorso mese di ottobre, che aveva questo tema, le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione. È importante ricordare come si è svolta e che cosa ha prodotto, come è andata e che cosa ha prodotto. Durante il Sinodo i media hanno fatto il loro lavoro, c'era molta attesa, molta attenzione e li ringraziamo perché lo hanno fatto anche con abbondanza. Tante notizie, tante. Questo è stato possibile grazie alla sala stampa, che ogni giorno ha fatto un briefing. Ma spesso la visione dei media era un po' nello stile delle croniche sportive o politiche. Si parlava spesso di due squadre, pro e contro, conservatori e progressisti, eccetera. Oggi vorrei raccontare quello che è stato il Sinodo. Anzitutto, io ho chiesto ai padri sinodali di parlare con franchezza e coraggio e di ascoltare con umiltà, ma dire tutto che avevano nel cuore, con coraggio. Nel Sinodo non c'è stata censura previa, non c'è stata. Ognuno doveva dire quello che aveva nel cuore, quello che pensava sinceramente. Ma padre, questo farà discussione. È vero, abbiamo sentito come hanno discusso gli apostoli. Dice il testo, è uscita una forte discussione. Ma sgridavano fra loro, gli apostoli sì, perché cercavano la volontà di Dio sui pagani, se potevano entrare in chiesa o no, era una cosa nuova. Sempre quando si cerca la volontà di Dio in un'assemblea sinodale ci sono diversi punti di vista e c'è la discussione e quello non è una cosa brutta. Sempre che si faccia con umiltà e con animo di servizio all'assemblea dei fratelli. Ma sarebbe stata una cosa cattiva, la censura previa. No, ognuno doveva dire quello che pensava. Dopo la relazione iniziale del Cardinal Erdo c'è stato un primo momento fondamentale nel quale tutti i padri hanno potuto parlare e tutti hanno ascoltato. È vero edificante quel atteggiamento di ascolto che avevano i padri. Un momento di grande libertà in cui ciascuno ha esposto il suo pensiero con parresia e con fiducia. Alla base degli interventi c'era lo strumento di lavoro, frutto della precedente consultazione di tutta la Chiesa. E qui dobbiamo ringraziare la segreteria del Sinodo per il grande lavoro che ha fatto sia prima che durante l'Assemblea. Davvero sono stati bravissimi.
Nessun intervento ha messo in discussione le verità fondamentali del sacramento di matrimonio. Nessun intervento. Cioè la indissolubilità, l'unità, la fedeltà, l'apertura alla vita. Questo non è stato toccato. Tutti gli interventi sono stati raccolti e così si è giunti al secondo momento, cioè una bozza che si chiama relazione dopo la discussione. Anche questa relazione è stata svolta dal Cardinale Erdò, articolata in 3 punti: l'ascolto del contesto e delle sfide della famiglia, lo sguardo fisso su Cristo e il Vangelo della famiglia, il confronto con le prospettive pastorali. Su questa prima proposta di sintesi si è svolta la discussione nei gruppi, che è stato il terzo momento. I gruppi, come sempre, erano divisi per lingue, perché è meglio così, si comunica meglio italiano, inglese, spagnolo e francese. Ogni gruppo, alla fine del suo lavoro, ha presentato una relazione e tutte le relazioni dei gruppi sono state subito pubblicate. Tutto è stato dato, c'era la trasparenza, perché si sapesse quello che accadeva. A quel punto, è il quarto momento, una commissione ha esaminato tutti i suggerimenti emersi dai gruppi linguistici ed è stata fatta la relazione finale, che ha mantenuto lo schema precedente: ascolto della realtà, sguardo al Vangelo e impegno pastorale, ma ha cercato di recepire il frutto dalle discussioni nei gruppi. Come sempre è stato approvato anche un messaggio finale del Sinodo più breve e più divulgativo rispetto alla relazione. Questo è stato lo svolgimento dell'Assemblea sinodale. Alcuni di voi possono chiedermi: ma padre, hanno litigato i padri? Ma non so se è litigato, ma che hanno parlato forte, sì, davvero. E questa è la libertà, è proprio la libertà che c'è nella Chiesa. Tutto è avvenuto con Petro e su Petro, cioè con la presenza del Papa, che è garanzia per tutti di libertà e di fiducia, e garanzia dell'ortodossia. E alla fine, con un mio intervento, ho dato una lettura sintetica dell'esperienza sinodale. Dunque, i documenti ufficiali usciti dal Sinodo sono 3: messaggio finale, la relazione finale e il discorso finale del Papa. Non ce ne sono altri. La relazione finale, che è stata il punto di arrivo di tutta la riflessione delle diocesi fino a quel momento, ieri è stata pubblicata e viene inviata alle conferenze episcopali che la discuteranno in vista della prossima assemblea, quella ordinaria dell'ottobre del 15. Dico che ieri è stata pubblicata prima, era stata pubblicata, ma ieri è stata pubblicata con le domande che si fanno alle conferenze episcopali. Proprio diventa lineamenta del prossimo Sinodo. Dobbiamo sapere che il Sinodo non è un Parlamento. Viene il rappresentante di questa Chiesa, di questa Chiesa, di questa Chiesa. No, non è questo. Viene il rappresentante, sì, ma la struttura non è parlamentaria, è totalmente diversa. Il Sinodo è uno spazio protetto affinché lo Spirito Santo possa operare.
Non c'è stato scontro tra fazioni, come in Parlamento, e quello è licito in un Parlamento, ma un confronto tra i vescovi, che è venuto dopo un lungo lavoro di preparazione e che ora proseguirà in un altro lavoro per il bene delle famiglie, della Chiesa e della società. È un processo, è il normale cammino sinodale. Ora questa relazione torna nelle chiese particolari e continua in quelle chiese il lavoro di preghiera, riflessione e discussione fraterna al fine di preparare la prossima assemblea. Questo è il Sinodo dei Vescovi. Lo affidiamo alla protezione della Vergine, nostra Madre, che lei ci aiuti a seguire la volontà di Dio prendendo le decisioni pastorali che aiutino di più e meglio la famiglia. Vi chiedo di accompagnare questo percorso sinodale fino al prossimo Sinodo con la preghiera. Che il Signore ci illumini, ci faccia andare verso la maturità di quello che dobbiamo dire a tutte le chiese, come Sinodo. E su questo è importante la vostra preghiera. Grazie.